È stata la superstizione il centro della storia della commedia Non è vero ma ci credo di Peppino De Filippo, portata in scena in una edizione più aggiornata sabato 2 dicembre alla Sala San Francesco di Favara dalla compagnia Caos di Porto Empedocle per la regia di Renato Terranova. Non è vero ma ci credo, una storia che è nata nel 1942 da Peppino De Filippo, il quale nelle sue opere normalmente si adattava nel ruolo di una macchietta. Qua invece è un uomo che è tormentato dalle sue manie, oltre dalla sua scaramanzia soprattutto. Allora l'opera è molto difficile, soprattutto perché diventa molto pesante per lo spettatore se non si mantengono dei ritmi elevatissimi. Noi abbiamo cercato di fare questo, l'abbiamo modificata anche e adattata per quelli che sono i nostri sistemi, i nostri caratteri siciliani. Quindi ho voluto rendere molto più siciliano nel modo di porgere la commedia che in realtà è di puro napoletano. Però vi assicuro che nel terzo atto si gode anche quello che è la crisi poi sfociata in tanta vogliamoci bene, derivante appunto da questa crisi superata. Il papà in realtà fa il papà fino all'ultimo e quando ha questo grande rimorso per aver creato nella figlia un qualcosa che l'avrebbe tormentato per la vita, in realtà si vede sovrastato dalla felicità che tutto ciò era stata semplicemente una paura. In estrema sintesi si narra la vicenda di un commendatore particolarmente superstizioso che prova rimorso per aver costretto la figlia a sposarsi non con l'uomo che lei ama, ma con un uomo gobbo portafortuna. Ma alla fine tutto si conclude nel migliore dei modi. Fra gli attori che hanno calcato la scena ha spiccato per la sua interpretazione l'attore principale, colui che impersonava proprio il commendatore, mentre una menzione va anche all'attrice che vestiva i panni della segretaria, perfetta a nostro avviso per quel ruolo. Devo dire che Favara ha risposto per Bacco, il pubblico è stato attentissimo e non si è strapazzato per gli applausi, se non quelli corretti e quelli giusti, che tutto sommato sono quelli che fanno più piacere perché sono i migliori. Per il resto, insomma, da parte nostra c'è stato il cuore, perché senza cuore non si può recitare, non può essere sì con la testa, con la memoria, noi ricordiamo il copione, però l'espressione sia nella parte brillante che nella parte drammatica ci vuole sicuramente molto, molto cuore. Io penso che sia uno degli attributi che deve avere l'attore soprattutto. Comunque noi ci abbiamo messo quella che è la nostra esperienza, modesta di attori, diciamo così, non professionisti, ma molto professionali per quello che mi riguarda, cioè attenti e scrupolosi, e poi, ripeto, il pubblico sembra che se ne sia accorto di tutto questo. Adesso il prossimo appuntamento previsto da Giuseppe Cioppino Crapanzano e dalla sua Cioppi Group Events per la rassegna teatrale Rassegnati 2017-2018 è per sabato 16 dicembre con la compagnia Stabile Teatro Insieme che porterà in scena la commedia Gatta Cicova per la regia di Ivano Ferrara. Quest'anno la Cioppi ha deciso di realizzare un cartellone che possa accontentare tutti i gusti in fatto di generi teatrali. Tra conferme e novità di quest'anno segnaliamo la riconferma dei bravi tecnici del service audio e luci di Totò Chiara, mentre come novità la rotazione dei presentatori della serate che cambiano di volta in volta.